Buongiorno a tutti quanti, grazie di essere qui, grazie speciale agli amici che vedo che ho un po' coinvolto in questa mattinata soleggiata. Una cosa vi chiedo, siccome poi anche gli interventi saranno un po' più profondi magari del mio, se qualcuno ha il telefonino acceso magari lo mette in vibrazione. Io, come ha anticipato il Presidente, sono coordinatore di Vicenza insieme all'amico Silvio Cauduro. Sono entrato a far parte del movimento un anno fa, sono entrato in quello che è il plebiscito club, che è la business community che supporta un po' tutte le nostre attività da fare poi per sviluppo del territorio. Sono stato anche coinvolto sotto l'aspetto politico e ho accettato questo ruolo perché proprio ho visto, frequentando le persone da più di un anno regolarmente tutti i mercoledì, la validità e la specificità e unicità di questo progetto. Si sente molto parlare in giro, no? Vediamo un po' le parti politiche normali, che tipo di intervento, le promesse, eccetera, eccetera. Qui ho notato, ed è per quello proprio che ho aderito, visto che un po' in giro per il mondo ci vado e vedo degli approcci decisamente diversi, a dare il mio contributo. Della parte di quella che è la parte, diciamo, politica, dopo avrete appunto gli interventi, sentirete l'intervento del Presidente e degli altri amici. Io invece vi voglio portare la mia esperienza personale, soprattutto a livello della business community. La business community è una parola dove dentro uno può trovare tanti significati, magari perdersi un po', ma di fatto anche qua ci sono delle persone che possono mettersi a disposizione e dare delle risposte. Molto molto semplice. Personalmente io mi occupo di architettura, di interni, di design, è un po' di anni che vado un po' avanti e indietro in Cina, e in Cina ho messo in piedi un progetto sul mondo del design orafo, con il partner cinese, il quale poi a un certo punto insomma, ha dato qualche problema. Ecco che all'interno del club ho trovato le competenze che mi hanno permesso realmente di scollinare e di risolvere le problematiche. All'interno del club ho trovato le competenze che hanno saputo verificare se il progetto era o non era valido, perché molti di noi, immagino che qui ci siano tanti imprenditori, no? Pensano magari di avere una bella idea, però poi bisogna vedere se sotto l'aspetto economico questa idea è supportabile e se chi investe poi ha il suo ritorno. Quindi ho trovato questo tipo di competenza che ha saputo fare veramente un body check a tutto il progetto, capire che il progetto ha una validità, mettere in piedi un programma di commercializzazione in tutta la Cina e non solo, anche nel Far East, un programma di marketing tutto dettagliato nei tempi, nei modi, nei costi, un business plan, un cash flow plan, per trovare quello che si chiama il break-even point, che è il punto dove chi investe da quel momento lì può cominciare a mettere via i suoi ritorni economici. Tutto questo l'ho trovato nel club. Quindi questo modello, perché è del modello che bisogna stare attenti, è replicabile in altre situazioni di idee che eventualmente chi entra nella business può portare. Quindi a questo poi chiaramente, fatte tutte queste premesse, c'è sempre attraverso il club l'opportunità di andare in cerca di quel sistema e di quei investitori anche di carattere internazionale che chiaramente possono supportare e sviluppare l'idea. Questo tutto al di fuori da quello che è la normale prassi delle banche, sulle quali non voglio spendere neanche una parola perché credo che tutti quanti abbiano ben presente la situazione. Creare e allargare, ampliare, rafforzare questo tipo di modello porta un grande beneficio al territorio, perché proprio specificatamente in quella che è la mia esperienza, sì, il progetto l'ho inventato io, nel club ho trovato io insieme alla mia socia, nel club ho trovato le competenze per poterlo sviluppare, ma partecipano a questo progetto la maggior parte delle aziende che producono i gioielli sono di questo territorio,
Quindi abbiamo 3 valenze di ritorno, quindi ritorno chiaramente dell'imprenditore, ritorno del club, ma ritorno anche del territorio. Credo che sia da tenere ben presente la validità di questo tipo di format. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento.